vittoria del secondo percorso, che è stata abbastanza che era penalizzato questa e la linea di chiusura. Commento di Dominici a questo suo secondo percorso dopo il netto della prima gara, qualche recriminazione con se stesso? Ma lui ha detto che il secondo percorso era, cioè era, oltre che gli ostacoli erano più grossi ed era anche più difficile. No, ha detto che i problemi che ha con questo cavallo sono sempre dei piccoli discorsi di interpretazione ed è una problematica legata alla conoscenza del soggetto, quindi non si conoscono ancora abbastanza. A questo livello sicuramente no. Avete visto l'errore all'uscita nella combinazione. Questo è John Whittaker, che è uno dei grandissimi dell'equitazione del mondo. Michael Whittaker. Allora, ha sbagliato la sua impressione. Sì, Michael con Midnight Madness, che è un cavallo che invece lui conosce molto bene, è un cavallo nato in Olanda nell'83, con il quale ha fatto già cose egregie nel 92, vincendo 3 Gran Premi, Maastricht, Zuidlaren e Londra. Doveva essere il suo cavallo. Un buco nel gioco degli effetti, sono arrivate così le immagini dalla. Questo cavallo doveva essere il suo compagno a Barcellona, poi per un problema invece di documenti e di passaggio di sponsor non lo ha potuto montare. E diciamo che il commento di Whittaker è stato che non si aspettava di arrivare a salire sul podio anche questa volta, perché lui era già stato medaglia individuale a Rotterdam, perché la qualità dei 6 cavalieri che lo precedevano alla vigilia dell'ultimo percorso non lo autorizzava assolutamente. E questo è Michel Robert. Michel Robert con un cavallo che ha suscitato qualche perplessità, mi dicevi, no? No, perplessità, più che perplessità, molta curiosità, perché si è presentato come Miss di San Patrignano e tutti hanno riconosciuto in questo cavallo Sissi della Land, che effettivamente si chiama anche Miss San Patrignano e siccome nell'ultimo campionato, cioè nei Giochi del Mediterraneo, il cavallo aveva questo nome, era Sissi della Land, lo aveva perché come nei Giochi Olimpici in questo tipo di manifestazioni non si può utilizzare il suffisso commerciale e questo di San Patrignano viene considerato in questo modo. Sì, quindi il cavallo si chiama Miss di San Patrignano in tutti gli internazionali, salvo che poi invece nei Giochi Olimpici o nell'intervento di Michel Robert, che veramente ha dato dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, di essere un grandissimo cavaliere veramente. Adesso poi vedremo Melliger, che poi ha vinto il titolo individuale. Mi dicevi che i due quest'inverno sono stati molto insieme. Esatto, Willy Melliger, che eccolo con quinta C, una cavalla piuttosto regolare ma difficile. Willy Melliger ha passato tutto l'inverno a lavorare questa cavalla proprio con Michel Robert, perché dice che è una cavalla che deve essere interpretata in modo diverso rispetto alla sua maniera abituale di montare, perché Melliger ha sempre avuto dei cavalli che montava in modo tedesco. E invece questa cavalla ha dovuto ricorrere appunto ai consigli di Michel, che come si vede sono stati preziosi per riuscire a trovare. Infatti Michel è arrivato secondo. In conferenza stampa Michel Robert ha detto che probabilmente avrebbe dovuto essere meno generoso. E Melliger poteva fare un solo errore, perché anche con un solo errore con 2 errori avrebbe perso il titolo. Eccolo qua, l'ha fatto sull'ultimo ostacolo, però senza nessuna conseguenza. L'ultimo giro con è impassibile come sempre, famoso. Però gli occhi sorridono. Adesso vedremo anche la classifica con tutto un punteggio stranissimo che deriva dal fatto proprio che il punteggio non è quello dell'ultima gara, ma è il punteggio di tutte le gare che si sono sommati praticamente. Esatto, sono penalità, quindi si può vedere che tra i primi 3 cavalieri non c'è neanche una barriera e quindi ci si può rendere conto di quanto la gara sia stata serrata fino all'ultima battuta. Questo è l'ippodromo di Las Mestas, nel Sifon.
che ha ospitato la manifestazione ed ha anche incontrato molte prove. Sì, sono gli ultimi cavalieri, vedete al 15° posto c'è il nostro Guido Dominici Tommaso. Finisce qui questa nostra telecronaca, grazie a tutti per averci seguito e appuntamento come al solito alla prossima puntata.